Quanto sono importanti le radici. Ce lo insegna la comunità di Frascineto, dove la lingua e la cultura arbrescia sono l'anima di questo borgo alle pendici del Parco Nazionale del Pollino. Dal rito greco-bizantino alle tradizionali Valia, in occasione della Pasqua si respira ovunque il profumo di una Calabria che fa delle contaminazioni storiche e culturali un suo punto di vera forza. Adesso tocca a voi, nel senso che avremo modo di far arrivare nuovamente le nostre ragazze, 13 ragazze in due gruppi, il primo da 7 e il secondo da 6, e avremo modo di dare 30 secondi ciascuna a loro per esprimere quelle che sono le loro passioni o quant'altro. E avremo anche modo e tempo per voi giurati di fare una domanda a ciascuno, non tutti e quattro, avete due domande, una dalla mia destra e una mia sinistra per i diversi due gruppi, ok? Poi random vedremo e verificheremo di chi e a chi vorreste fare una domanda. Sono stato dalla parte rossa, mi sposto dalla parte verde perché è giusto, insomma, per par condicio anche fare questa cosa. Allora, riprendiamo la gara con la numero 1, lei è Chiara Dattilo. Numero 2, Giorgia De Brasi.
La numero 3 Miriam Bruno. Seguita dalla numero 4 Francesca Forestieri. Numero 5 per Francesca Desiree Romano. La numero 6 è Giulia Azzinaro. E questo primo gruppo si conclude con la numero 7 che è Marcella Pia Pepe. Eccole qui le nostre prime 7 ragazze che andremo a conoscere un po' più nello specifico con i loro 30 secondi dedicati. Io vedevo intanto, sono sempre curioso di sentire e ascoltare quello che sono i discorsi fra i giurati. Mi piace molto anche effettivamente vedere la consultazione che c'è fra di voi, perché è giusto che sia così. Allora partiamo dalla numero 1 che balla, la nostra Chiara Dattilo. Lei balla su musica classica, se non erro, vero Chiara? Prego. Grazie alla numero 1. Allora Giorgia De Brasi, anche lei balla, ma un genere diverso, vero? La baciata? Prego, vai. Grazie. Giuseppe, tu sai ballare la baciata, la salsa, il merengue? No, sai suonare? Però già tanta roba. Poi magari faremo un duetto con Roberto, perché no? La numero 3, Miriam Bruno, invece ha 30 secondi per esprimere un suo pensiero. Vai. Buonasera a tutti.
Questa sera volevo citare una frase che mi è rimasta davvero impressa, ovvero salta, magari sai volare e non lo sai. Questa frase mi ha aiutata tanto ed è per questa frase che io sono qui sul palco questa sera. Volevo ringraziare a tutti per la grande opportunità e anche un grazie ai miei genitori che sono tanto, davvero tanto, scusate l'emozione, grazie per tutto. L'emozione ci sta, non ti devi mica preoccupare, ma assolutamente. Anzi, colgo l'occasione anch'io per salutare e ringraziare di cuore a nome di tutta l'organizzazione tutti i genitori che seguono ogni giorno, quotidianamente e instancabilmente i loro figli, le loro figlie, per poterle accompagnare a qualunque tappa, in qualunque destinazione, con qualunque chilometraggio. So per certo che ci sono già dei papà che hanno fatto il tagliando 2 volte alla macchina, quindi li ringraziamo veramente con un grande applauso da parte di tutti noi. Allora, la numero 4, Francesca Forestieri, anche per te un pensiero? Sì. 30 secondi, vai. Mir Bromanet e Mir Senerdit Frosnit. Traduco per chi non capisce. Sì, perché stavo chiamando Televideo, sì. Ho detto buonasera e benvenuti a Frascineto. Come sapete già, ha detto lui che Frascineto è un paese di etnia albrecht, appunto abbiamo la nostra lingua e le nostre tradizioni. A Pasqua si celebra la Pasqua degli albanesi, quindi ci vestiamo con vestiti tipici e tradizionali, intoniamo canti d'amore inerenti comunque alla guerra, a quello che è successo, alla nostra liberazione, per le vie del paese, per cui è molto bello. È molto bello. Venite, e noi verremo, comunque, noi certo, torneremo. siete tutti invitati. Grazie, torneremo sicuramente in questo periodo. Allora, Francesca Desiree Romano, la numero 5, lei canta. Cosa canterà? Ascoltiamo. Guardate un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so, vi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai. Che tesoro, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me. Se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie, ho le cose più strane e curiose. Grazie. Grazie a te. Numero 6, Giulia Zinaro. Allora, anche per te 30 secondi, giusto per descrivere o per raccontare un tuo pensiero. Vai. Buonasera a tutti, oggi vorrei parlare della passione che mi ha accompagnato sino a questo momento, ovvero la palestra. Grazie ad essa infatti sono riuscita a avere sicurezza in me, sicurezza che mi era stata tolta perché da piccola, per il fatto di essere un po' più sovrappeso, sono sempre stata bullizzata, e tramite la palestra ho compreso che in realtà l'aspetto fisico è poco di questo mondo. Ciò che più valorizza una persona infatti è la bontà d'animo che ella si trova al suo dentro, e dunque consigli a tutti di poter evitare di sottomettersi a quelli che sono i canoni che la società impone oggi, ma di proseguire dritto, poiché ciò che è importante e dà valore è proprio la loro bellezza. Benissimo, perfetto, ti ho fatto concludere perché mi sembrava giusto. Allora, la numero 7, Marcella Pia Pepe, anche tu 30 secondi per esprimere quel che vuoi, vai. Provengo da una famiglia composta da 7 persone, io sono la prima figlia, e quest'oggi volevo ringraziare, ma soprattutto anche un po' spiegare, in 30 secondi se ci riesco, come i miei genitori e i loro sacrifici mi hanno fatto arrivare qui oggi. Mio papà, che mi ha accompagnato questa sera, si è fatto le corse per portarmi fino a qua, e spesso in una famiglia numerosa è difficile per i genitori focalizzarsi su uno, ma su tutti i figli, e quindi li voglio ringraziare. Grazie a te, grazie a loro anche. Allora, tanti vedete, sono molto diverse, o non solo per il colore magari dei loro capelli o per i loro pensieri, sono anche delle ragazze che hanno diverse ambizioni, diverse culture, insomma sono totalmente diverse l'una dall'altra, però sono bellissime, e questo viene accomunato anche dal modo in cui si pongono. Allora, io vorrei che da questa parte qualcuno di voi facesse una domanda. Chi di voi? Indicano tutti Francesco, quindi sei stato selezionato per la domanda alla numero 7. Eccoci. Allora, il microfono già ce l'hai, perfetto. Prego, fai un paio di passi avanti. Francesco, prego.
Allora, in realtà noi abbiamo ascoltato tante storie molto particolari e credo che ognuna di loro, ognuna di voi ha un qualcosa che rappresenta in questo momento. Cosa vorresti rappresentare poi nel futuro? Cosa vorresti rappresentare poi in questo concorso di Miss Italia? Allora, vorrei rappresentare che i sacrifici bisogna farli non solo grazie ai genitori, che li fanno loro per te, perché alcune volte capita, ma che i loro sacrifici devono servire a una crescita personale, a diventare indipendente da un'altra persona, ma da quelli che sono, come ha detto prima anche la mia compagna, gli stereotipi di oggi. E vorrei tanto che arrivasse un messaggio positivo a tutte quelle ragazze che magari ad oggi pensano di non riuscire ad arrivare in alto, perché si punta sempre di più, secondo me. Si deve per puntare arrivare. sempre al meglio, Sempre. si deve Sempre al puntare meglio. sempre più in alto. Prego. Come diceva Mike Buongiorno, il grande Mike, Allora, chi è che di voi vuole fare una domanda a una delle ragazze? Questa volta indicano Monica e quindi insomma mi sembra giusto. Allora, il microfono, l'unica donna, prego. Allora, io la numero 5. 5, eccoci. Prego. Allora, mi ha colpito il tuo sorriso. Sorridi sempre. Grazie. Sì. Hai la passione per il canto. Com'è Sì. nata questa passione? Allora, è una passione che è nata grazie ai miei genitori, poiché io ho sempre lavorato nel mondo dello spettacolo. Infatti io come secondo lavoro canto e mi ha sempre appassionata fin da piccola, ho sempre cantato e ancora oggi è la mia passione più grande, vorrei coltivarla sempre ogni giorno di più. Benissimo, Grazie. benissimo, grazie a tutte e 7. Potete riaccomodarvi dietro le quinte per cedere il palcoscenico a coloro che invece adesso vi succederanno. Allora, riprendendo dalla numero 8, lei è Miriana Russo. La numero 9 è invece Elisa D'Andrea. La numero 10, Giada Matsuka. Seguita dalla numero 11 che è Greta Tassiello. Numero 12, Camilla Caterina Fiorita. E con
Concludiamo con la numero 13, Giulia Azinaro. Con Giulia abbiamo così completato le 6 ragazze di questo secondo gruppo che iniziano a presentarsi e non solo, anche a esprimere quelle che sono le loro passioni, dalla numero 8 che è Miriana Russo. Lei hai 30 secondi per esprimere un tuo pensiero, giusto? Prego. Volevo parlare di Zero Gravity di Marina Abramovic, in cui lei posa su un tavolo diversi oggetti, da fiori a oggetti più pericolosi come coltelli e altre armi. Lei vuole mostrare come l'uomo può essere violento e crudele. In quest'opera lei è esposta davanti alle persone e ogni persona può prendere dal tavolo un oggetto a proprio piacimento. Durante l'opera degli uomini mi dispiace sempre interrompi. Cosa prendono gli uomini? La maggior parte cosa prendono? Allora, prendono dei coltelli o comunque viene molestata e lei vuole, alla fine dell'opera, li guarda in faccia per vedere i loro sentimenti, per mostrare appunto la violenza e la crudeltà dell'uomo. Perfetto, grazie, messaggio importante. Allora, numero 9, io vorrei farvi parlare un po' di più, vorrei farvi esprimere un po' di più, ma siamo vincolati dai 30 secondi, è giusto rispettarli. Scusate se sto sforando, ma insomma mi sembrava giusto farle completare il pensiero. Allora, Elisa D'Andrea, anche per te 30 secondi, prego. Nelle scorse settimane ha fatto il Giro d'Italia la notizia relativa all'uccisione di un gattino di poche settimane che è stato gettato per gioco da un cavalcavia. Io mi occupo di giornalismo ed anche della cura di cani e gatti randagi e purtroppo mi capita di frequente di ascoltare notizie di questo tipo che onestamente mi lasciano sconvolta. Il noto filosofo Immanuel Kant disse: per conoscere il cuore di un uomo occorre vedere il modo in cui tratta gli animali. E io ci credo molto, perché penso che la primaria forma di umanità dovrebbe essere trattare con rispetto qualunque forma di vita. Grazie a te. Non maltrattiamo assolutamente gli animali. Allora, la numero 10, Giada Mazzuca, a 30 secondi esprime la sua opinione su una citazione di Van Gogh, raccontando anche la sua esperienza. Vai. Buonasera, volevo partire da una citazione di Van Gogh. L'unico momento in cui mi sento vivo è quando dipingo, ed è proprio così che mi sento quando dipingo quadri sulle unghie. Da quando avevo 15 anni ho iniziato a dipingere in miniature sulle unghie quadri di artisti molto famosi e ritenevo fosse importante promuovere tutte le nuove forme di arte presenti al mondo odierno. Grazie a te. Io poi ti faccio sempre la stessa richiesta, vorrei che alla fine del nostro percorso mi facessi un ritratto di Carmela di Carmelo e di Linda sulle unghie, proprio uno sulla mano destra e uno sulla mano sinistra, poi magari coinvolgiamo anche Giuseppe, perché mi sembra anche giusto, va bene? Perfetto. Allora, la numero 11, eccoci qua, che è Greta Tassiello, 30 secondi anche per te, prego. Sorridi, donna. Sorridi sempre alla vita, anche se lei non ti sorride. Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, sarà faro per i naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito di ali, un raggio di sole per tutti. Grazie a te e sorridete, mi raccomando. Allora, Camilla Caterina Fiorita, la numero 12, anche per te 30 secondi, prego. Una delle mie più grandi passioni è la pallavolo, uno sport che mi ha forgiata sia a livello fisico che personale. È uno sport che mi ha insegnato davvero tanti valori, quali la determinazione, la perseveranza e anche la lealtà. È uno sport anche di squadra, quindi mi ha anche portato a conoscere tante nuove persone e a collaborare con loro. Quindi credo che la pallavolo, ma in generale tutto lo sport, aiuti tantissimo per una crescita personale. Quindi invito tutti a praticarlo. Grazie. Grazie a te.
Giulia Zinaro, la numero 13, concludiamo con lei. Un monologo di Audrey Hepburn, giusto? I Believe in Pink. Vai. I believe in pink. Io credo nel rosa. Io credo che ridere sia il miglior modo per bruciare calorie. Io credo nel baciare un sacco. Io credo che qui ed ora sia il momento migliore da vivere. Io credo nell'essere forti quando tutto sembra andare male. Io credo che domani sarà un altro giorno e io credo nei miracoli. Grazie. Grazie a te. Allora, sono qui dalla mia giuria rossa, red. Chi è che fa la domanda? Ecco, passano il microfono, stavolta agli antipodi, da qui alla signora Maria Rosa, prego. Allora, io volevo sapere dalla numero 11. 11, eccoci. Come mai hai scelto di presentarti con una poesia, con dei versi? Allora, diciamo che è più semplice su questo palco esprimersi in versi perché abbiamo solamente 30 secondi e poi penso che questi versi siano abbastanza per spiegare quello che insomma volevo trasmettere. Col sorriso tutto è più bello, tutto è soprattutto più facile, riusciamo ad affrontare la vita in modo più leggero. Più leggero, sì. È vero, bisogna sorridere sempre, a prescindere da tutto. Grazie, grazie mille. Poi il sorriso è anche la nostra armatura, la nostra maschera per appunto nascondere quelli che sono dei momenti un po' più particolari. Io almeno ce l'ho stampato sempre in volto. Allora, chi è che di voi che fa la domanda? Giuseppe? Peppe, vai. Alla numero 9. 9, eccola. Ecco qui, grazie. Prego. Obiettivi, ambizioni. Una rinuncia importante che hai fatto nella tua vita o che faresti pur di raggiungere un obiettivo importante? Allora, io attualmente sto per laurearmi in lettere e beni culturali e sto per intraprendere un percorso magistrale in filologia. Una tra le mie passioni più grandi è il giornalismo e un'altra passione a cui tengo molto e che mi ha portato a compiere tanti sacrifici è il pattinaggio sul ghiaccio, uno sport che purtroppo qui non è tanto attenzionato come in altre aree e quindi mi ha portato a dover viaggiare tanto, a dover fare anche tante rinunce, banalmente a dover scegliere di allenarmi piuttosto che uscire come i miei coetanei in alcuni momenti, fare tanti viaggi anche grazie ai miei genitori, quindi però credo insomma che la passione porti a fare dei sacrifici che poi in realtà non sono dei sacrifici perché se fatti con il cuore poi rappresentano qualcosa di positivo. È vero. Grazie a te. Allora, possiamo far rientrare anche le altre 6 concorrenti dietro le quinte. Invito il presidente di giuria e la segretaria da questa parte a raccogliere già quelle che sono le schede per andare poi dietro le quinte ed effettuare i conteggi insieme a Carmelo. Nel frattempo però il pubblico di Frascineto accoglierà con grande applauso tutte e 13 le concorrenti per il loro serpentone. Miss Italia è un fatto di cuore, Miss Italia, una prova d'amore, sei bellissima, sei fortissima, Miss Italia. L'ultimo serpentone delle nostre ragazze. Miss Italia è un fatto di cuore, Miss Italia, una prova d'amore, sei bellissima, sei fortissima, Miss Italia.
sono le sorprese, mi fanno gli scherzi dalla giù, dalla console centrale. Dei discoli, sono dei discoli. Allora Roberto, io approfitto della tua presenza e ti consegno anche un microfono, quello, il numero 4 della giuria. Sì, eccoci. Arrivano microfoni stasera da tutte le parti. Va bene, grazie Bush. Volevo evitarti la passeggiata. Allora Roberto, approfitto della tua presenza perché adesso facciamo un gioco con il nostro pubblico. Cosa succederà? Roberto andrà a caso a scegliere fra di voi qualcuno che potrà scegliere un numero dall'1 al 13, che sono appunto tutte le nostre ragazze. All'interno del loro pareo loro hanno un simbolo di Miss Italia. Ce ne sono 3 su 13. Chi lo troverà vincerà uno dei gadget che Roberto in questo momento ha in mano. Allora, Roberto, vai pure, vediamo da chi. Allora, c'è qua una bellissima signorina. Sì? Che forse in futuro sarà una Miss. E perché no? Perché è molto bella. Io volevo chiedere un numero per vedere se vinci. 10. 10. Numero 10. Allora, la numero 10 viene qui al centro. Rullo di tamburi. Vai. Mi dispiace, mannaggia, niente. Andiamo ancora avanti, vediamo se almeno uno riusciamo. Tengo la camisa nera. Da segnarlo. Allora, vediamo che numero ci dice questo signore così. Come si chiama questo signore? Come si chiama lei, signore? Francesco si chiama. Vai. Numero 2. 2. Dos. Spagnolos. C'è, eccolo qui, l'abbiamo trovato. E allora uno dei gadget è andato. Allora facciamo un altro paio di tentativi proprio al volo, proprio per essere velocissimi. Sì, un ragazzo, un giovane. Dai. Questo lo conosco. Esatto. Come si chiama? Antonio, che numero scegli? Che numero scegliamo? Il 12. 12. 12. Eccola qui. Rullino i tamburi, squillino le trombe. Olà, trovato! Incredibile! Bene, grazie. Oh, fortunatissimi, di solito dura molto di più, questa sera fortunati. Ma questi sono intuitivi. Intuitivi. Sì. Sarà anche intuitivo chi penso che adesso arrivi sul palcoscenico? Secondo me molto intuitivo, e mi devo aspettare qualcosa di particolare da lui stasera. Carmelo Ambrogio. Dov'è? Non c'è. Come non c'è? Eccolo. C'è, eccolo. Bene. Buonasera a tutti, pubblico numerosissimo. È vero. Serata bellissima, fresca al punto giusto dopo qualche giorno di, no? Però meglio il caldo che il freddo. No, che la pioggia. Ah, la pioggia, è vero. Vabbè, il freddo si riesce. Invece è una temperatura bella. Grazie veramente di cuore per averci regalato l'ultima tua serata. Dovete sapere che stasera Andrea De Jacopo ha finito. Io lo sapevo questa cosa. Oltre alla giacca, improponibile, scusatemi, no. Ma non è vero, volevo perché? chiedervi un voto, un giudizio sulla giacca. Ma è un colore così sobrio. Io direi stasera, dopo la giacca, quelle cose che ha detto. Però è stato con noi per tanti anni, quindi lo ringrazio. L'ha fatto apposta. Un ultimo applauso al nostro Andrea De Jacopo che stasera concluderà. Per te Miss Italia finisce qui. A parte gli scherzi. Volevo ringraziare l'amministrazione comunale, fra poco magari sentiremo il sindaco se viene sul palco a fasciare la vincitrice. Farà magari anche un saluto, quindi ringrazio l'amministrazione comunale e l'associazione Socialmente. Qui abbiamo in giuria il presidente, il vicepresidente Piero Lupo, ma un applauso veramente di cuore io lo voglio dedicare al presidentissimo Andrea Nigro, che è sempre al nostro fianco. Ciao Andrea. Veramente grazie di cuore, presidente. Niente, che cosa dobbiamo dire? Abbiamo ringraziato le ragazze, la giuria, abbiamo ringraziato il pubblico numerosissimo da casa perché votano in tantissimi. Vero, arriviamo quasi a 12.000 commenti, è una cosa incredibile. Tantissimi anche stasera, poi eleggeremo la Miss Social, la Miss più votata del web. Ringrazio mia moglie che sono un paio di giorni che è a riposo, da domani, massimo dopodomani deve ritornare. Certo. No, perché sennò vuole pagata ma non lavora. Non lavora, va bene. Dobbiamo vedere questa cosa, scherzo. Ritornerà presto. Domani altra tappa dove? Siamo a Rota Greca domani. Rota Greca, l'1 agosto? L'1 di agosto, fammi un po' pensare, siamo a San Roberto. Bravo, il 2? Il 2, adesso mi mette alla prova.
Il 2 siamo... Dove siamo il 2? Non me lo ricordo. Terranova da Siena. Terranova da Bocciato. Siena. Per la terza volta È stasera. vero, è Va vero. bene. Allora andiamo avanti. Sì, andiamo avanti perché dobbiamo eleggere colei che vestirà la fascia e soprattutto vedere un po' insomma chi sarà a portare avanti anche il suo sogno. Allora, inizieremo adesso a fare che cosa? Andrò meglio a chiamare in ordine sparso le 6 ragazze che sono state selezionate dalla giuria, dopodiché andremo ovviamente in ordine di merito e di voto. Quindi inizio con chiamare la numero 9, Elisa D'Andrea. Seguita dalla numero 7, Marcella Pia Pepe. La numero 5, Francesca Romano. Vediamo un po' chi c'è. La numero 6, Giulia Zinnaro. La numero 10, Giada Mazzuca. E poi l'ultima ragazza, ma prima di chiamare l'ultima ragazza, come sempre dico, mi raccomando, non si molla neanche un centimetro, si va sempre avanti perché questo è il gioco più bello dell'estate e così va anche affrontato, Quindi ragazze, non ve la prendete assolutamente a male per quello che magari non riuscirete a fare questa sera. L'ultima ragazza è la numero 11, Greta Tassiello. Allora, io andrei già a... Chiudo? Ma io già andrei a nominare invece colei che è diventata per questa sera la più votata dei social, che è la numero 2, Giorgia De Brasi. Hai avuto un sacco, ma davvero un sacco di voti, Allora, andremo adesso a fasciare la Miss sesta classificata, arriverà la fascia qui sul palcoscenico. Vorrei chiamare la presidente della Proloco, Maria Rosa Cocchiararo, per vestire colei che diventerà a brevissimo la Miss sesta classificata, che è la numero 10, Giada Mazzuca. Grazie e complimenti. Saliamo ancora alla numero 5, ovviamente non la numero 5, la Miss quinta classificata, che è già pronta, di cui è già pronta la fascia. A premiare sarà Nicola Riccioppo. Dov'è? Eccolo, il nostro imprenditore. La Miss quinta classificata è la numero... Non mi guardano mai in questo frangente qui, ridono, ma chissà cosa penseranno. Lo so. È la numero 6, Giulia Zinnaro. Complimenti. Adesso passiamo alla Miss quarta classificata, Giuseppe Piccolo. A premiare la Miss quarta classificata arriva anche la nostra fascia, portata anche dalla nostra bellissima Miss Miramare. Miss quarta classificata è la numero
9 Elisa D'Andrea. E siamo sul podio, siamo sul podio. Adesso i sorrisi diventano anche un po' più nervosi, così come gli sguardi nel vuoto, magari a fissare chissà chi o chissà cosa. Iniziamo dalla terza classificata, che diventerà Miss Framesi. Giuseppe Pirillo, ovviamente responsabile di Framesi, insieme a Massimo Giangreco e Helen Guaglianone, che questa sera hanno curato il parrucco. Prego di venire qui sul palco loro, perché sono sempre presenti nelle nostre serate con le loro piastre, fonni, pettini e quant'altro. Bravissimi e complimenti, ragazzi. Chi sarà la Miss Framesi di questa sera? Miss Framesi, per quanto riguarda questa sera, è la numero... Io conosco già il numero. La numero 7, Marcella Piapepe. Ti sta incartando. Allora aspetta, guarda, facile. Vediamo se ci riesci. Scusa Giuseppe, abbi pazienza, guarda, così, perfetto. Oh, ti supporto, tu supporti me, io supporto te. Prego, Miss Framesi. Complimenti a Miss Framesi, che riceve anche i gadget, ovviamente, di Framesi. Complimenti a voi. Allora, siete rimasti solo voi due qui, mi sa, Sospirone di sollievo, lei sorride, anche tu, perché no? E allora, andiamo a chiamare coloro che premieranno, ovviamente, la Miss Città di Frascineto, che saranno Piero Lupo, Monica Lico e poi anche il nostro sindaco che ci raggiunge, e poi Miss Rocchetta Bellezza, che saranno premiati da Elena Miranda e Francesco Sancineto per quanto riguarda anche l'amministrazione. Sindaco, buonasera, eccoci qua, ben trovato, e la ringraziamo buonasera ulteriormente con Carmelo, con Linda e con tutta la Carly Fashion per essere stati invitati qui questa sera. Grazie a voi per essere stati qui, è un onore per noi ospitare una delle kermesse più longeve d'Italia, se così si può dire. Siamo all'85esimo anno. Sarebbe il caso di dire che nessuno divide quella che è questa kermesse, l'Italia una, unita e indivisibile, mi permetto di dire. E grazie a questa splendida cornice di Frascineto e alla vostra professionalità abbiamo allietato una serata qui a Frascineto ai piedi del Pollino, e grazie a voi e all'associazione Socialmente, al mio amico Andrea Nigro, e che lo spettacolo continui. Grazie, magari ci rivedremo il prossimo anno, sindaco, perché no? Con molto piacere, lavoreremo per questo in questo anno. Grazie infinite. E allora, siamo pronti? Il presidente, sì, anzi il vicepresidente voleva aggiungere qualcosa? No, va bene, abbiamo già detto, comunque ringraziamo davvero di questa splendida serata, soprattutto l'amministrazione comunale davvero di averci ospitato. Noi siamo qui, siamo presenti, come si diceva, là dove c'è cultura, dove c'è anche condivisione, soprattutto, no? Soprattutto questo c'è anche socialmente. Grazie a lei. Allora, col gioiello siamo pronti, con la fascia anche e con la coroncina pure. Voi siete pronte? Così? Allora aspettate, perché bisogna cambiare atmosfera. Qui alle pendici del Monte Pollino, questa sera a Frascineto, con questa bellissima atmosfera, sono arrivate le nostre 13 ragazze e come sempre in questo momento ne sono rimaste solo 2. Fra poco una di loro vestirà la fascia di Miss Città
di Frascineto. Chi sarà tra la numero 5 e la numero 11? Lo andiamo a scoprire subito. Miss Città di Frascineto è la numero 11, Greta Tassiello. Prego sindaco, venga pure per la vestizione della fascia. Signor Lupo, a lei la coroncina e poi consegniamo, anzi facciamo anche la vestizione del gioiello Miluna. E mentre avviene questo, ovviamente la Miss seconda classificata, Miss Rocchetta Bellezza, è Francesca Romano, la numero 5, e viene anche premiata con quella che è la fascia di Miss Rocchetta Bellezza e uno dei gadget che viene indossato da Francesca. Passerella per te, prego. Grazie e complimenti, siamo riusciti in questo frangente. Vabbè, lo facciamo dopo, altrimenti lo facciamo dopo con calma. Prima però Frascineto accolga la sua Miss, prego. E allora non ci resta che salutare tutto il pubblico collegato con noi tramite Facebook, salutare tutta la nostra squadra, salutare la Suriano e Larissa che torneranno prestissimo su questo palco perché mi mancano moltissimo, eh? Per fortuna ritornano loro, dici giustamente, è così. E allora loro hanno vissuto questa serata come un bellissimo sogno, che questo sogno continui, perché se la vita è un sogno è giusto anche abbinare il sogno a Miss Italia Calabria. Buonanotte! Il suo nome compare nell'849, nel periodo della dominazione longobarda e della contesa con i bizantini. Nel 1089 è presente un importante monastero benedettino. Nel XV secolo, l'evento che cambia i destini anche di questa comunità in Calabria, l'arrivo degli albanesi in fuga dalla dominazione turco-ottomana. Da visitare il borgo di Rota Greca con le chiese di Santa Maria Assunta e di San Francesco di Paola. Rota Greca ha dato i natali ad Angelo De Fiore, questore di Roma, che riuscì a salvare centinaia di ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti. In questo paese è nato pure Lenin Mancuso, poliziotto ucciso dalla mafia a Palermo insieme al giudice Terranova.
arriva con il numero 1, 20 anni da Fuscaldo, Nicole Scrivano. Numero 2, 17 anni, lei è Giulia Zinnaro e viene da Cosenza e partecipa a Miss Italia per potermi cimentare nel mondo dello spettacolo, una realtà che mi affascina sin da piccola. Numero 3, Marcella Pia Pepe, viene da Sibari, partecipa per sfidare se stessa. Chiara Dattilo, numero 4, 23 anni, viene da Cutro. Partecipo a Miss Italia per mettermi in gioco e sfidare me stessa. Numero 5, 18 anni, Francesca Desiree Romano, viene da Mirto Crosia, partecipa per un'esperienza personale e culturale perché è sempre stato il suo sogno da piccola. Anni per Maria Antonietta Samà, numero 6, viene da Paola e partecipo a Miss Italia per una rinascita personale e perché è il mio sogno fin da bambina. Numero 7, 17 anni, Martina Candreva, viene da Sartano e partecipa per provare questa nuova emozione ed esperienza. Numero 8, Giada Mazzuca, 18 anni, viene da Montalto Fugo. Partecipo a Miss Italia per acquisire sicurezza e per fare esperienza in un mondo nuovo. Numero 9, 21 anni per Elisa D'Andrea, viene da Cosenza, partecipa perché ama l'emozione che le suscita sfilare su questo palco e che nient'altro le suscita. Numero 10, Anna Pighini, 18 anni, viene da Fuscaldo. Partecipo a Miss Italia per far capire a tutti il vero concetto di dislessia. E rientra la nostra ultima aspirante Miss Palazzo Ricci a Mare Oltre. Noi però ci prepariamo ad accoglierle tutte con un grandissimo applauso con il Serpentone! Miss Italia è un fatto di cuore, Miss Italia. E riprendiamo la nostra gara, perché questa è con la nostra numero 1 Nicole Scrivano.
Zinnaro. Numero 3, Marcella Pia Pepe. Chiara Dattilo, numero 4. Chiudiamo questo primo gruppo con la nostra numero 5, Francesca Desiree Romano. Ed eccole tutte e 5 ben schierate. Noi iniziamo subito con la nostra numero 1, Nicole Scrivano, che balla sulla musica classica un pezzo modern. Continuiamo con Giulia Zinnaro, numero 2, che recita un monologo. Il figlio maschio ha nel padre una valida difesa. Ma tu, figlia mia, tu come potrai avere un'adolescenza felice? Come sarà con te la nuova sposa di tuo padre? Non sia mai che lei sparga sul tuo conto voci calunniose e sul fiorire della tua età le distrugga le tue speranze di nozze. Le tue nozze non le celebrerà tua madre. Io non ti assisterò nei tuoi parti quanto niente più dolce di una madre. Grazie mille. Numero 3, Marcella Pia Pepe, che parla. Pirandello scrisse il suo ultimo libro, il suo ultimo romanzo, Uno, Nessuno e 100.000. Questo lo scrisse perché secondo lui la società dell'epoca era composta da maschere. Bene, penso che ad oggi questo pensiero della società non sia cambiato e vorrei esprimere il mio parere per quanto riguarda questo, le maschere. Secondo me bisogna toglierle, essere più sinceri, trasparenti e vivere la vita con un sorriso. Grazie Margherita. Continuiamo con Chiara Dattilo, numero 4, che balla su base classica. Numero 5, Francesca Desiree Romano, che porta una citazione, come citazione una frase di Jim Morrison. Buonasera a tutti. Allora, questa sera volevo parlare di un complimento che mi è stato fatto ieri da un giudice, il quale comunque non mi era mai stato fatto, dove affermava esplicitamente mi ha colpito il tuo sorriso. Per questo motivo volevo citarvi una
una frase di John Morrison, il quale afferma comunque che bisogna sempre sorridere, anche se si ha un sorriso triste, perché più triste di un sorriso triste c'è solo la tristezza di non saper sorridere. Grazie. Grazie Francesca, io mi aspettavo la tua canzone, per me ormai sei Ariel e la vorrei a fine tour, io ormai l'ho detto, ti prenoto per cantare la Ninna Nanna a mia figlia. Va bene, ci stiamo. Grazie ragazze, potete accomodarvi, no? No, devono fare le domande, devi chiedere ai giudici se vuole fare. Mi ero persa nella Ninna Nanna, mi ero me ne persa, sono accorta. Voleva andare dal nostro presidente di giuria, Roberto Mattia, intanto chiederle un'impressione, insomma, che ha avuto sulle ragazze, le ha viste prima tutte insieme e su ora ne ha visto appena 5, quindi un'impressione su di loro e poi se vuole fare una domanda a qualcuno di loro. Allora, le ho viste molto preparate e più sicure rispetto alle altre volte, quindi questa vuol dire che dietro le quinte siete riusciti a darle quella sicurezza che finora magari non avevano. E questo è come nella vita, bisogna man mano maturare con l'esperienza e questa esperienza vi serve anche domani. Una bella palestra. Una bella palestra di vita, certamente. E da qui poi si aprirà un mondo e spero che, non dico per tutte, ma per qualcuno di loro si aprirà magari un mondo che li porti a livello nazionale a diventare quella che voi finora avete augurato e che la Calabria forse quest'anno merita. Augurandola a ognuno di voi un grosso in bocca al lupo, però rimane la competizione. Allora volevo sapere dalla numero 5, visto che è quella che finora è stata tirata più in ballo, se dovessi vincere domani che cosa ti aspetteresti dalla vita? Allora, io diciamo che il concorso di Miss Italia l'ho preso proprio come una sfida, poiché io ho sempre lavorato nel mondo dello spettacolo, quindi comunque voglio proprio immergermi in questo mondo e quindi proprio l'ho visto Miss Italia, l'ho visto proprio come un qualcosa che potesse tirarmi proprio dentro questo mondo. Quindi comunque io... Un trampolino di lancio, insomma. Sì. Allora te lo Da auguro questo concorso mi aspetto tantissimo e spero il meglio. Grazie. Si vede tutta la tua emozione e un grosso in bocca al lupo. Alla mia sinistra Alfonso Ricci, che cosa chiediamo? Complimenti a tutte. Volevo chiedere alla numero 3 che significherebbe, se vincessi, che significherebbe per te portare la Calabria alle finali nazionali. Allora, per me è importantissimo perché ho vissuto 7 anni fuori con la mia famiglia e sono ritornata qua e nel momento in cui me l'hanno detto ho fatto i salti di gioia. Io mi sento appartenere a questo posto e anche fuori, anche mia mamma lo dice spesso, io lo facevo notare che ero calabrese, non mi vergognavo, non me ne sono mai vergognata, amo la Calabria, amo la mia terra. Brava, complimenti. Grazie. Grazie mille, allora le domande sono state fatte, quindi adesso ufficialmente posso congedare il nostro primo gruppo di ragazze, grazie mille. E possiamo continuare col secondo gruppo, iniziamo proprio da Maria Antonietta Samà, numero 6. Numero 7, Martina Candreva. Giada Mazzuca, numero 8. Numero 9, Elisa D'Andrea.
E infine, numero 10, Anna Pighini. Il nostro secondo gruppo, quindi cominciamo subito dalla nostra numero 6, Maria Antonietta Samà, che vuole raccontarci qualcosa. Buonasera a tutti, essere qui stasera per me rappresenta una rinascita. Io soffro di emicrania da quando ho ben 6 anni e quest'ultimo periodo per me è stato un periodo buio, perché questa malattia non è conosciuta da tutti, ma è una malattia invalidante che non ti permette di vivere la tua vita come vorresti, zero vita sociale, anche la scuola io ho dovuto abbandonarla molti giorni, è brutto perché non si riesce a vivere ed è una malattia che non è riconosciuta. Grazie. Arriva la nostra numero 7, Martina Candreva, che parla dell'amor proprio che ogni donna deve avere. L'amor proprio è la base della nostra felicità e della nostra risolutezza. Essere sicure di sé significa accettare le proprie imperfezioni e abbracciare i propri punti di forza. Dobbiamo credere nel nostro valore e per non farci sminuire da nessuno, perché la sicurezza non è arroganza, ma la comprensione di chi siamo e di cosa meritiamo. Perché scegliamo di amarci ogni giorno e di essere noi stesse. È scoccato il perché ce lo meritiamo. Sì, diciamo che si era bloccato, ecco, è scoccato, si era bloccato un attimo il timer, però abbiamo raggiunto i 30 secondi. Allora, Giada Mazzuca, numero 8, parla di una citazione di Frida Kahlo. Buonasera, volevo parlare di una citazione di Frida Kahlo che dice: bisogna amare se stessi, la vita e poi gli altri. In primis se stessi, perché non dobbiamo mai trascurarci nonostante tutto. Poi dobbiamo amare la vita perché siamo qua, siamo fortunati e spesso ci pone davanti delle difficoltà, ma anche dei momenti belli, e dobbiamo essere felici di essere qua, e poi dopo che siamo bene con noi stessi possiamo amare gli altri. Grazie. Grazie Giada. Numero 9, Elisa D'Andrea, lei parla 30 secondi, fino al gong. Nelle scorse settimane ha fatto il Giro d'Italia la notizia relativa all'uccisione di un gattino di poche settimane che è stato gettato per gioco da un dirupo. Io mi occupo di giornalismo ed anche della cura di cani e gatti randagi e purtroppo mi capita di frequente di ascoltare notizie di questo tipo che onestamente mi lasciano sconvolta. Il noto filosofo Immanuel Kant disse: per conoscere il cuore di un uomo occorre vedere il modo in cui tratta gli animali. E io ci credo molto, perché penso che la primaria forma di umanità dovrebbe essere trattare con rispetto qualunque forma di vita. Grazie. Anna Pighini, numero 10, parla della sua caratteristica. Questa sera vorrei parlarvi della dislessia. Noi ragazzi dislessici, oltre ad avere 1000 abilità, riusciamo sempre a trovare subito il problema e ad aggirarlo, arrivando subito al traguardo. Come sappiamo, anche i migliori erano dislessici, perfino Einstein lo era. Da bambina mi hanno quasi sempre fatto vergognare di questa caratteristica, ma col tempo ho capito che è solamente un grande pregio che mi ha portato ad avere un grande sogno, quello di diventare logopedista. Grazie. Grazie a te. E allora, domanda per il nostro secondo gruppo, vediamo qui a sinistra. Franco Ricci, una domanda per una nostra concorrente. Sì, volevo chiedere, non so, al numero 8. Noi qui da giurati godiamo di una posizione privilegiata perché intravediamo il backstage. Sembrate tutte molto unite, ma qual è, tra me e te, tanto non ci sente nessuno, il livello della Giada, fai un passo avanti. Il livello della competizione c'è e non si vede, o siete veramente tutte unite? Non c'è, perché nonostante non ci conosciamo, riusciamo a entrare in confidenza subito. Bisogna cercare comunque di essere inclusivi con tutte le ragazze, senza fare distinzioni, creando anche dei bei rapporti, ed è proprio qui che io ho creato delle belle amicizie. È sempre un concorso di bellezza, però dobbiamo cercare di volerci tutte bene. Grazie Giada. Beh, diciamo che fino a quando non vince qualcuno sono tutte amiche, poi dopo, cioè, quindi questo momento è tutto bello, il dopo avrei qualcosa da ridire. Vado sulla mia destra, quindi vediamo chi vuole farci una domanda. Giuseppe Pirillo.
Allora, la numero 9, una curiosità. Dietro quello che vediamo ci sono tanti sacrifici da parte vostra, da parte dei vostri genitori. Amore, successo, famiglia. Il tuo ordine di priorità per queste tre cose che ti ho chiesto. Allora, io sono molto legata alla famiglia, che però credo sia diciamo una componente che per me va di pari passo con l'amore, perché nel momento in cui provo amore per qualcuno automaticamente fa parte della mia famiglia. Il successo certo è importante e penso che debba essere importante per tutti, però credo che una buona dose di tutte e tre le componenti possa portare poi a realizzarsi in tutti e tre gli ambiti. Quindi sicuramente la famiglia è il mio primo posto, però credo che la famiglia e l'amore in qualche modo siano appunto quasi sinonimi. Bene, grazie. E allora ragazze, potete accomodarvi dietro le quinte, lo facciamo velocemente perché devono tornare poi tutte in pista. Dovete sapere che questo è il momento che io preferisco, lo lancio sempre con tanta enfasi. Ritornano tutte e 10 le nostre aspiranti, Miss Palazzo Ricci, Associazione Amare Oltre con il Serpentone. Miss Italia è un fatto di cuore, Miss Italia. E allora le riaccogliamo tutte con un grandissimo applauso con il Serpentone. Miss Italia è un fatto di cuore, Miss Italia, una prova d'amore, sei bellissima. Eccole tutte ben schierate, so che siete in trepidante attesa ragazze, ma prima abbiamo da fare un piccolo giochino che io vi spiegherò. Linda è già fra il pubblico, cioè qui alla mia sinistra. Le ragazze sotto il loro pareo hanno nascosto un jolly. Non sappiamo sotto quale pareo si nasconde, sarà a voi del pubblico scoprirlo e arriverà Linda a chiedervi a vedere chi sarà il fortunato fra il pubblico e chi riuscirà a vincere riceverà dei gadget di Miss Italia. Linea a Linda. Grazie, allora vado da questa parte, vediamo un po', mi fermo dalla signora. Lei è? Io sono Ida Ricci. C'è tutta la famiglia Ricci, abbiamo tutti capito. Ricci Ok, abbiamo. quindi secondo me sono schierati tutti da questa parte. Esatto. Che sostengono ovviamente i giurati. Allora, signora Elena, quale tra le ragazze ha il jolly? Allora, io sono Ida. Ida. E quindi il jolly ce l'ha lei, la numero 6. Numero 6, vediamo. Rullo di tamburi. Indovinato, brava la signora Ida. Subito arriva, fra pochissimo per la signora arriverà Ida dei campioncini di shampoo Framesi. Vedi Giuseppe Pirillo come facciamo pubblicità con gli shampoo Framesi, quindi ne abbiamo un altro? Ne abbiamo ancora. Sono per i capelli ricci, giusto? La signora Ida Ricci per i capelli ricci mi diceva, Ovviamente. quindi a posto. Ok, andiamo avanti. Andiamo da quest'altra parte, vediamo un po'. Poi questo pavimento è comodo con i tacchi, quindi mi faccio un solo po' tu potevi andare, io no. Vado dal signor Luigi Perenz, buonasera. Buonasera. Allora, chi tra le ragazze è il jolly? Io penso la numero 7. Numero 7. Rullo di tamburi. Bravissimi. Guarda, di solito tu lo sai, insomma, Sì, non sì, si sì. indovina così subito, vuol dire che è un paese fortunato. Omaggio anche per il signor Perez. Gli shampoo Framesi. Ne facciamo un ultimo allora, dai. Un ultimo, vai. E vado da questa parte. Vediamo un po'. Si girano, non mi guardano. No, hanno paura. Vado da lui. La numero 10. Numero 10. Tamburi. Bravo, 3 su 3, cioè pazzesco.
Incredibile. Ecco gli sciampi, quindi per stasera Fortunatissimi a Rota abbiamo Greca. fatto il nostro dovere, abbiamo consegnato anche i nostri gadget, sono stati veramente fortunati perché di solito neanche lo indovinano il Jolly, quindi 3 su 3 direi che è un buon risultato. Un buonissimo risultato. Allora siamo arrivati decisamente alla fine. Prima di spiegarvi che cosa accadrà fra pochissimo, volevamo rinnovare i nostri ringraziamenti alla famiglia Ricci, all'associazione Amare Oltre per questa meravigliosa serata, per questa ospitalità impeccabile, perché ci hanno regalato la vera magia di questo luogo. Ringrazio anche Andrea Nigro, lo faccio personalmente per il suo impegno, per la sua vicinanza. Ringrazio anch'io la famiglia Ricci, ringrazio Rota Greca che ha visto crescere i miei nonni, anche i miei zii, insomma, e i miei parenti, per cui grazie per l'accoglienza che ci avete dimostrato. Speriamo di ritornare l'anno prossimo, abbiamo fatto una promessa con Alfonso, quindi sicuramente saremo qui. Saluto anche, ringrazio tutti da parte di Carmelo Ambroccio, ringrazio la nostra squadra che comunque lavora duramente, cioè ormai siamo in tour, siamo in giro veramente in lungo e largo per tutta la Calabria, quindi grazie ragazzi, perché non è facile insomma lavorare sotto queste temperature. Quando li ringrazi Ciccio va in Sì, alza il volume, noi domani saremo a San Roberto che è proprio dietro l'angolo, quindi in provincia di Reggio Calabria. Ringrazio le ragazze che continuano a seguirci, ringrazio i loro genitori perché se loro continuano questo loro sogno è grazie a loro, quindi dico a tutte di continuare a crederci, abbiamo ancora tante altre selezioni, quindi bisogna, cioè nulla è scontato, nulla è facile. Ancora nulla è detto. Nulla è detto, quindi fino al 31 agosto insomma abbiamo ancora tante date, ci sono tante possibilità per tutte e soprattutto per chi ci segue da casa, iscrivetevi e partecipate. Bene, ho una busta anche per te. Grazie. Adesso vedremo qui al centro, chiameremo qui al centro le prime 6 classificate in ordine sparso. Da qui poi proclameremo dalla sesta alla prima classificata. Vado subito a chiamare la numero 3, Marcella Pia Bebe. E ancora la numero 5, Francesca Romano. La numero 10, Anna Pighini. La numero 7, Martina Candreva. La numero 2, Giulia Zinnaro. E infine la numero 9, Elisa D'Andrea. Loro sono le nostre prime 6 classificate. Rivolgiamo un grandissimo applauso a tutte le altre ragazze che questa sera hanno concorso con noi per assegnarsi questo titolo. Facciamo un passettino indietro ragazze. E andiamo anche a decretare la più votata del web di questa sera, che è Nicole Scrivano. La nostra numero 1, complimenti a Nicole, passerella per lei. A premiare la sesta classificata, Angela Arlia. Arriva anche la fascia per la nostra Miss sesta classificata. Miss sesta classificata è la numero 10, Anna Pighini. Complimenti alla nostra Anna, fascia per lei. La diatriba delle fasce. Passerella per la nostra missetta classificata, la numero 10, Anna Pighini. A premiare la quinta classificata, Vincenzo Pesce, arriva anche la fascia. Voi potete stringetevi. Ecco. Consegniamo la fascia. La Miss quinta classificata è la numero 7,
7 Martina Candreva. Anche qui fascia al contrario, Martina. Ha fatto un corso per le fasce. Un corso per le fasce. A premiare Miss quarta classificata Lucia De Fiore. Arriva anche la fascia per la quarta classificata, puntualissima. Puoi fermarti qui? Benissimo. La Miss quarta classificata. Ancora non abbiamo detto non l'abbiamo eletto. Venga vicino a me, venga vicino a me. La Miss quarta classificata è la numero 2 Giulia Azzinaro. Fascia, signora. No. Brava Giulia. Perfetto, passerella, grazie Giulia. Siamo sul podio? A premiare la terza classificata, quindi la nostra Miss Framesi, Giuseppe Pirillo e tutti i collaboratori, i nostri parrucchieri framesi che questa sera hanno seguito le nostre ragazze. Prego, avvicinatevi, fatevi avanti con i vostri gadget. Miss Framesi è la numero 9 Elisa D'Andrea. Consegniamo anche i gadget framesi, grazie mille, grazie ancora a tutti i parrucchieri framesi che seguono tutte le nostre tappe. Ci siamo, o prima o seconda. Chiamiamo a premiare la nostra prima classificata, quindi Miss Amare Oltre Palazzo Ricci, Gianfranco Russo, Roberto Mattia e Alfonso Ricci. Gianfranco Russo ovviamente per Miluna con il gioiello. Entrano corona e fascia. E a premiare anche la seconda classificata, quindi Miss Rocchetta Bellezza, Piero Lupo e Franco Ricci. Allora, chi premia la prima classificata facciamolo venire vicino a me. Vicino a così non Linda, creiamo quindi confusione. Gianfranco Russo, Roberto Mattia, Alfonso Ricci. Consegniamo la corona ad Alfonso e la fascia a Roberto. Dov'è? È qua. No, abbiamo una fascia in più. No, Ok. perché la seconda Sì. classificata viene Piero premiata. Lupo e Piero Franco Lupo. Ricci. Sì, si era fatto un po' di confusione di fascia. Ecco qua. Ora ci siamo. Il gioiello Miluna l'abbiamo pure ed è subito pronto per essere indossato dalla nostra E quindi? Miss. Atmosfera. Miss Amare Oltre Palazzo Ricci è La numero 5 Francesca Romano. Complimenti Francesca, fascia per Francesca, visibilmente commossa perché è una di quelle che non ha mollato. Corona per Francesca e il nostro gioiello Miluna. Gioiello per Francesca. A questo punto andiamo anche a passare la nostra Miss Rocchetta Bellezza. Marcella Pia Pepe, fascia per lei. No, ok, benissimo. Abbiamo anche il gadget per la nostra Miss Rocchetta Bellezza. Prego, passerella per la nostra seconda classificata. Complimenti alla nostra Miss Rocchetta Bellezza. E la nostra Miss Amare Oltre Palazzo Ricci, Francesca Romano. E noi vi ringraziamo infinitamente per essere stati con noi
voi, grazie a tutti i genitori, grazie a voi che ci supportate. Non smettete di seguirci perché abbiamo davvero una marea di tappe. Grazie a tutta la nostra squadra, tutta. Valentina dietro le quinte, i nostri tecnici, Carmelo Ambrogio che questa sera ha disertato ma è qui perché sta lavorando. Grazie a Linda Suriano. Grazie alla Risto Volpe in testa. Grazie a tutti voi. Buonanotte. Buonanotte.